Benvenuti, oggi è sabato 29 luglio 2023. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20:12. La luna sorge alle 6:19 e cala alle 21:05. Oggi si celebra Santa Marta. Il nome Marta ha origine aramaica e significa signora, padrona. Il suo numero fortunato è il 2, il colore il bianco, la pietra il diamante e il metallo l'argento. Un compagno indispensabile per i single, gli studenti fuori sede e non solo. Parliamo del microonde. Questo pratico e versatile elettrodomestico è diventato un must nelle cucine moderne, consentendo di risparmiare tempo prezioso. Tuttavia c'è una regola che dovete assolutamente tenere a mente: mai provare a cuocere un uovo dentro. La ragione è semplice ma importante da conoscere: l'acqua contenuta all'interno dell'uovo si riscalda rapidamente e inizia a trasformarsi in vapore. Con il passare del tempo la pressione accumulata all'interno del guscio aumenta a causa dell'assenza di vie d'uscita. Insomma, alla fine l'uovo esplode. Sono 42 le candeline per il pilota automobilistico spagnolo Fernando Alonso. Nel 2005 e 2006 conquista il mondiale di Formula 1 con la Renault, diventando il più giovane vincitore del titolo iridato. Dal 2010 corre per un quinquennio con la Ferrari, conquistando 3 secondi posti. Dalla scorsa stagione corre per la scuderia Aston Martin. Festeggia 65 anni il giornalista ed ex politico Piero Marrazzo. Trascorre in Rai 20 anni ricoprendo vari ruoli, da conduttore e inviato per il TG2 a responsabile della testata regionale della Toscana, e per 8 anni è stato alla guida della trasmissione Mi manda Rai 3. Nel 2005 è eletto presidente della regione Lazio. Si dimette nel 2009 dopo lo scandalo nel quale viene coinvolto per un incontro con una transessuale. Infine oggi compie 58 anni l'ex pallavolista Andrea Zorzi. Alto più di 2 metri, noto col soprannome di Zorro, con la nazionale ha vinto i mondiali 1990 e 1994, 3 edizioni della World League e una medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996. Attualmente è commentatore televisivo. Elfi, uomini, nani e hobbit abitano la terra di mezzo, su cui incombe la minaccia dello stregone Sauron, contrastato da Frodo e i suoi amici. Il mondo immaginario del Signore degli Anelli, creato dalla penna dello scrittore inglese John Ronald Tolkien, si spalanca per la prima volta agli occhi dei lettori il 29 luglio del 1954. L'opera viene pubblicata suddivisa in 3 libri, sia per le difficoltà di reperire la carta, sia per tenere basso il prezzo. Tradotto in 38 lingue, diventa presto una pietra miliare della letteratura fantasy, ispirando diverse trasposizioni cinematografiche e teatrali, ma anche l'industria dei giochi di ruolo e dei videogiochi. Quell'odore di frittura che invade la casa nelle domeniche mattina, e poi il pomodoro, la pioggia di ricotta salata grattugiata e il basilico. Insomma, chiunque conosce la pasta alla norma. Ma sapete da dove deriva il nome? La leggenda narra che sia stato il commediografo catanese Nino Martoglio a coniare il nome di questo piatto. Incantato dalla bontà, avrebbe esclamato: "Chista è una vera norma!". Il riferimento è diretto all'opera del compositore Vincenzo Bellini, altro orgoglio della nostra terra. Così la pasta alla norma si è trasformata in un'icona della cucina siciliana. Siete curiosi di sapere cosa vi riservano le stelle? Preparatevi ad ascoltare l'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Mercurio oggi è il protagonista della giornata, entra in Vergine e riconfigura la comunicazione per tutto lo zodiaco. Vediamo come. Ariete. A voi Mercurio lascerà lo spazio di esprimervi come meglio ritenete opportuno, perché fondamentalmente si allontana dal vostro cielo e non forma aspetto. Quindi a voi carta bianca, testo libero, andate e scrivete la vostra comunicazione come meglio credete. Toro. Comunicazione finalmente vantaggiosa e positiva, arriva una bella notizia e Mercurio è dalla vostra parte, quindi un'interlocuzione favorevole potrebbe aiutarvi di molto nell'impasse stressantissima in cui versate per ora. Ricordatevi di dedicare un po' più spazio ai sentimenti, c'è bisogno. Gemelli, giornata oggi che vede il vostro beniamino Mercurio dichiararvi un po' la guerra in quadratura, bloccandosi, ma
Forse non siete proprio voi quelli che vogliono smettere di comunicare perché volete stare soli e santa pace? Beh, succede ai segni d'aria che anche se sono i più bravi comunicatori dello zodiaco, a volte amano ascoltare il suono del silenzio e della calma e della pace meritatissima. Cancro, giornata oggi che prevede l'appoggio di un Mercurio furbissimo che vi spinge peraltro a intessere delle relazioni di terza casa vantaggiosissime per tutto quello che riguarda interessi, affari e lavoro. Benissimo, siete i più abili nello zodiaco a utilizzare questa qualità per questo periodo, quindi utilizzatela al meglio e fate un bellissimo lavoro. Leone, Mercurio vi dice addio al prossimo ciclo di passaggio, il che se ne parla per l'anno prossimo, insomma. Ma il suo moto vi ha regalato tanto, soprattutto ha riallacciato i ponti con una comunicazione un po' perduta a livello affettivo e al lavoro vi ha fatto fare pace con una serie di condizioni interessanti. Adesso è tempo di oggettivare tutto e di rendere pratica una decisione che meditate da un bel po'. Vergine, la vostra configurazione zodiacale oggi vi rende i protagonisti della giornata perché Mercurio, che è anche il vostro pianeta guida, entra nei vostri gradi quale ospite più gradito. Sicuramente la presenza di Marte non lo farà ruotare al meglio, ma durerà poco questa più o meno doppia presenza nel vostro segno. Cercate semplicemente con le parole di non aggredire gli altri e rendetevi conto che a volte anche solo col silenzio potete risultare un po' caustici. Bilancia, giornata che vede un Mercurio assolutamente protagonista della vostra realtà emotiva. Lettere, mail, qualcosa che arriva da un passato più o meno immaginario, virtuale, come se i pezzi di un sentimento tramite ricordi andassero nel giusto posto dove devono andare, ricomponendo un puzzle che credevate irrisolvibile. Scorpione, giornata importantissima oggi per voi, visto che Mercurio ruota dalla vostra parte. Mercurio, che sembra un pianeta che non ha affatto a che fare col vostro segno, invece vi è compatibilissimo, soprattutto in Vergine, proprio perché l'arguzia con cui voi riuscirete oggi a incanalare comunicazione e chirurgicamente ad accorgervi delle falle di un progetto importante a cui tenete, sarà quanto mai un talento geniale. Sagittario, oggi Mercurio entra in quadratura, vi ricordo che anche Marte lo è da un po', per cui la configurazione tra il pianeta della comunicazione e quello della guerra in quadratura a voi altri sembra proprio quella della parola detta male, quindi evitate di affrontare gli amici o le persone in maniera aggressiva perché questo è il caso in cui la lingua ne ferisce più della spada. Avete la luna però nei vostri gradi, quindi utilizzate le sue dolcezze, esprimete affetto anziché dissenso. Capricorno, giornata oggi molto emotiva, sentimentale e passionale. Inizia un weekend da dedicare totalmente alle passioni. È bello vedervi in questa veste così dolce in cui piacete di nuovo a tutti. Acquario, la giornata oggi è un continuo coinvolgervi di amici che vi suggeriranno tante opzioni, inviti da tutte le parti, anche professionali, che vi fanno sentire apprezzati e distinti. Scoppia intanto un'attrazione fatale. Pesci, anche Mercurio entra in opposizione, Luna in quadratura. Tecnicamente oggi non si può dire che astrologicamente sia una gran bella giornata, però è un po' la metafora delle correnti marine che, al di là dell'increspatura del mare, agitano qualcosa nel profondo. Vediamo di scoprire cosa. È il 29 luglio del 1976, quando il presidente del Consiglio Giulio Andreotti nomina il primo ministro donna della storia d'Italia. Tina Anselmi, insegnante ed ex sindacalista, viene affidato il Dicastero del Lavoro. La famiglia e la donna sono al centro del suo impegno politico, che si traduce nella prima legge sulle pari opportunità del 1977, con la quale vengono abolite le discriminazioni in materia di lavoro e di salario tra i sessi.
C'è chi va in palestra, chi ha bisogno di urlare contro qualcuno, chi si consola con il cibo, chi si rifugia nei videogiochi. Insomma, tutte queste attività hanno un unico scopo comune: sfogarsi, scaricarsi dalle emozioni forti. Ecco un proverbio inglese che esprime perfettamente questa necessità: to blow off steam, che letteralmente significa far volare via il vapore. Quando ci sentiamo sopraffatti da emozioni intense come rabbia, frustrazione o stress, abbiamo bisogno di scaricare la pressione accumulata. Se vi siete persi una puntata del nostro programma, non temete, potete recuperarla su Sicilia Play, il nostro canale YouTube dedicato. Oggi parliamo di Marta Marzotto, un'icona di stile e personalità. Sembrava destinata a una vita nelle risaie, come la madre, ma a soli 20 anni Marta si trasferisce a Milano e inizia la sua carriera come modella. La sua bellezza e il suo fascino non passano inosservati. Nel 1954 incontra il conte Umberto Marzotto, uno dei più ricchi industriali tessili del nord Italia, considerato l'uomo dei sogni. Si innamorano, si sposano e hanno 5 figli. Nonostante i tradimenti del marito, Marta dimostra di essere una donna brillante e inizia a frequentare i salotti della Roma e Milano colta, facendosi strada tra scrittori, politici e artisti di spicco. Marta stringe una profonda relazione con il pittore Renato Guttuso, ma non abbandona mai il marito. Nel 1987 il divorzio viene ufficializzato, ma Marta si fa valere. Il suo nome resterà Marzotto perché ciò che conta per lei è la persona che è riuscita a diventare. Ci salutiamo con la frase del giorno: la democrazia ha bisogno di normalità. Appuntamento al prossimo episodio per nuove scoperte e curiosità. Un bacio dalla vostra Naomi.